Svolta nelle indagini sulla scomparsa di Giulia e Filippo, il 22enne di Torreglia è stato iscritto nel registro degli indagati per tentato omicidio, l'aggressione ripresa dalle telecamere. Dopo Zero Branco, le ricerche dei due ragazzi si sono spostate a Macerata, attenzionati il Piave ma anche zone impervie vicino al fiume. Vigili del fuoco, carabinieri e polizia hanno passato al setaccio diverse aree. Ricerche senza sosta tra il Friuli e l'Alto Bellunese. È in quest'area che gli inquirenti nelle ultime ore stanno cercando la grande Fiat Punto di colore nero. L'angoscia del Veneto per Giulia e Filippo, la cronaca, gli approfondimenti stasera su Antenna 3, edizione straordinaria con i giornalisti del gruppo Media Nord-Est che stanno seguendo la vicenda. Oltre 7.000 persone in corteo questa mattina per lo sciopero generale a Padova. La manifestazione regionale ha portato in città migliaia di lavoratori da tutto il Veneto, Venezia compresa. Un gol per la vista, triangolare a scopo benefico per la Fondazione della Banca degli Occhi a Mestre, a sfidarsi con la nazionale giornalisti, quella dei sindaci con l'ex azzurro Damiano Tommasi. Buonasera, bentrovate e bentrovati, edizione di Venezia dei telegiornali di Antenna 3. Cominciamo, l'avete sentito, la cronaca dei due ragazzi, due 22enni, Giulia e Filippo, in primo piano perché c'è una svolta sulle indagini sulla scomparsa appunto di due ragazzi. Il 22enne di Torreglia è stato infatti iscritto nel registro degli indagati per tentato omicidio, l'aggressione ripresa dalle telecamere. La Procura di Venezia ha indagato Filippo Turetta per tentato omicidio. È stato comunicato attraverso una nota diffusa in mattinata. Per non lasciare inesplorato alcuno spunto investigativo, si legge, sono state disposte anche alcune perquisizioni. Si poteva ipotizzare anche l'iscrizione a notizia di reato di un'ipotesi delittuosa. Sulla scelta dell'ipotesi evidentemente ci lascia ancora delle speranze di poter avere una buona notizia e quindi voglio ancora sperare. Ringraziamo perché anche evidentemente l'attività di indagine sta portando anche a dei risultati, che è una cosa di cui la famiglia ha anche bisogno, come dicevo ieri. Fondamentali, come è stato ribadito più volte in questi giorni, le immagini riprese lungo la Quinta Strada nella zona industriale di Fossò dal sistema di videosorveglianza dello stabilimento di Dior. Si vede Filippo che aggredisce Giulia sabato sera, c'è una colluttazione. La colpisce a calci, mentre lei è a terra e grida "mi fai male" chiedendo aiuto. Poi lei tenta di fuggire, ma Filippo la insegue con l'auto e quando la raggiunge la colpisce alle spalle spingendola, facendola cadere a terra e provocando le ferite profonde, tanto da farla sanguinare abbondantemente. Perde conoscenza. A quel punto Filippo la carica in auto e si allontana. Da quel momento non c'è più traccia dei cellulari e l'auto verrà ripresa dopo poco più di un'ora a Zero Branco, dove sembra fermarsi alcune ore. L'iscrizione nel registro degli indagati del 22enne anche a sua garanzia, si legge nella nota della Procura, per permettere di eseguire accertamenti irripetibili proprio sul sangue trovato a Fossò, i capelli e lo scotch repertati nella zona lunedì mattina. Il procuratore Cherchi esclude invece che il brandello di abito raccolto a Santa Maria di Sala sia legato alla scomparsa dei ragazzi. Gli elementi, ha dichiarato, dicono che c'è stata un'aggressione e una scomparsa, ma la nostra speranza è che la ragazza sia ancora viva. La stessa speranza che ha la famiglia Cecchettin. È un'attesa molto snervante e anche perché chiediamo che ci siano dei risultati a breve, ma su questo, ripeto, non voglio andare oltre perché abbiamo visto un dispiegamento di forze quasi senza precedenti, quindi ne prendiamo atto, come ho detto lo apprezziamo, ma certo la preoccupazione è sempre maggiore evidentemente perché ad oggi non sappiamo nulla di certo, nulla di dove possa essere Giulia e nulla della genesi di questa storia. Ecco. Ancora nessun esito invece sulle analisi delle chiazze di sangue ritrovate a Fossò e per cui sarà affidato la prossima settimana l'incarico al medico legale, cui potranno partecipare anche i legali di Filippo Turetta con i propri consulenti tecnici e quelli di Giulia Cecchettin. E nonostante il video, la famiglia non perde le speranze. Dall'associazione Penelope arriva un nuovo appello a chi può aver visto qualcosa. Sappiamo insomma di queste macchie che potrebbero essere da gocciolamento e poi questa gora, questa pozza di sangue un po' più estesa che insomma purtroppo fa
fa molto pensare, ecco, quindi, però ecco, il video è, diciamo, la prova del 9 più importante, ecco, quindi a quel punto il match col sangue è presto fatto, ecco. Però aspettiamo ormai, diciamo, gli esiti senza appunto come dire, divulgare notizie che potrebbero rivelarsi infondate. Alla luce del video che riprende l'aggressione a mani nude di Filippo a Giulia, il criminologo dell'associazione Penelope che segue la famiglia Cecchettin non perde le speranze. Noi cerchiamo Giulia, ovviamente speriamo che sia viva per riportarla di nuovo qui a casa, quindi non escludiamo nulla di sicuro. Ci sarebbe stata questa aggressione che insomma non fa sperare bene, quindi è possibile insomma che la cosa possa essersi aggravata nel corso delle ore, però non abbiamo nessuna certezza riguardo proprio a quello che potrebbe essere lo stato di salute oggi di Giulia. Giulia è ferita, ma potrebbe essersi ripresa, è in ostaggio di Filippo che sembra spostarsi di notte quando è buio e rimanere fermo di giorno. Non abbiamo nessuna informazione riguardo a questo movimento, certo è però che una macchina non scompare nel nulla, ecco, quindi la macchina deve essere anche trovata, cercata, perché insomma non può evaporare. Più passano i giorni, più sembra un percorso premeditato, non ci sono pagamenti elettronici né prelevamenti. Se la destinazione fosse realmente l'Austria, per Filippo non era una strada sconosciuta. Con Giulia erano stati a un concerto proprio in quelle zone. Avevano acquistato i biglietti da fidanzati, poi si erano lasciati e al concerto erano andati separatamente. Lui in auto, lei in treno. Altro elemento che farebbe pensare a un percorso conosciuto. E mentre le ricerche continuano, arriva un nuovo appello diverso dai precedenti. Al vicinato del parcheggio in cui si sia verificato questo episodio di questa prima deposizione di questo soggetto, qualunque altra persona, noi siamo sicuri che anche altre persone abbiano avuto modo di sentire, ascoltare o vedere quello che ha visto anche questa persona e sentito anche quest'altra persona. Dateci un riscontro, magari anche in modo del tutto anonimo, inviando una lettera, inviando un'email, insomma come ritenete più opportuno, perché un'ulteriore conferma di quanto accaduto per noi può essere importante. Si è conclusa nel pomeriggio la perquisizione dei carabinieri a casa di Filippo Turetta. Al giovane è stato assegnato un avvocato d'ufficio presente durante la perquisizione. Non posso darvi informazioni su quello che è stato fatto perché è tutto coperto dal segreto istruttorio. Certo è che questa ipotesi che è emersa anche dalla stampa, quindi avete anche voi avuto notizia, è più un mezzo probabilmente per poter fare un certo tipo di indagini più approfondite più che non degli elementi al momento concreti sulla sussistenza di questa ipotesi. I carabinieri sono rimasti per ore dentro la casa della famiglia di Filippo Turetta, hanno sequestrato del materiale informatico oltre al PC del giovane che già nei giorni scorsi era stato consegnato dai genitori del giovane scomparso nel nulla sabato sera. A Filippo, indagato per tentato omicidio dalla Procura di Venezia, è stato affidato un avvocato d'ufficio. La famiglia Turetta è sconvolta. Certo che la famiglia è molto scossa, molto colpita da questa notizia, molto scossa dall'assenza appunto del figlio però da quello che io ho potuto parlare con la famiglia è emerso un ragazzo che anche nel corso della sua storia come ragazzo è sempre stato un ragazzo modello, un ragazzo che frequentava l'università, non ha mai avuto screzi con nessuno, è sempre stata una persona buona di carattere, un ragazzo d'oro, quindi è veramente incredibile quello che sta succedendo e quello che è avvenuto e che sta avvenendo. Non sanno nulla e soprattutto non sanno come spiegarsi l'aggressione a Giulia da parte di Filippo, immortalata in un video delle telecamere di sorveglianza dello stabilimento Dior nella zona industriale di Fossò. Io ho parlato con la mamma in quel momento ed era molto anche lei incredula e sì, non mi ha detto nulla di particolare se non a prendere la notizia. Ecco. Per la mamma, il papà e il fratello di Filippo cresce l'angoscia e la preoccupazione. Attraverso l'avvocato rivolgono un nuovo appello. Se il ragazzo ci sente, se i ragazzi ci sentono e vogliono telefonare anche a me, se magari non riescono a contattare i genitori, magari per maggiore facilità oppure se si sente meno imbarazzato, insomma io sono a disposizione. Certo la richiesta è quella che si avvicinino, che diano dei segnali e che si facciano trovare di tornare perché tutti li stanno aspettando a braccia aperte.
Dal lago di Barcis all'Alta Val Pusteria, passando per la vallata bellunese fra Longarone e Val di Zoldo e la Val Fiscalina verso le 3 cime di Lavaredo. È questa vasta area che nelle ultime ore si sono concentrate le ricerche di Giulia e Filippo e della Fiat Punto di colore nero. Un viaggio avvolto nel mistero che attraversa mezza regione, poi ancora più ad est il Friuli, nel Pordenonese, di nuovo il Veneto, dal Longaronese all'Alto Bellunese. 6 giorni di ricerche senza sosta di 2 giovani 22enni, Filippo Turetta e Giulia Cecchettin, e di un'auto, una grande punto nera, la cui targa è stata registrata da almeno 3 rilevatori. A Piancavallo di Aviano alle 3 di domenica notte, a Palafavera di Zoldo Alto alle 7:37, da lì presumibilmente attraversando la Val Fiorentina verso il Passo Giao, a Ospitale di Cortina, pochi chilometri prima del Passo Cimabanche alle 9:07. È in questa vasta area che nelle ultime ore si sono concentrate le ricerche che hanno mobilitato i soccorritori. Questa mattina le squadre speleo alpino fluviali dei Vigili del Fuoco con i sommozzatori hanno scandagliato le acque del lago di Barcis, luogo dove la Punto proveniente da Piancavallo è obbligatoriamente transitata prima di scendere verso le valli del Cellina e del Vajont e dove si presume possa essersi fermata per una sosta di qualche ora prima di raggiungere Palafavera in Zoldo. Confrontando i tempi di percorrenza stimati dalle mappe, all'incirca 1 ora e 3/4 di viaggio, con quelli appurati dai lettori targa effettivi di oltre 4 ore e mezza, ci sono quasi 3 ore di buco da investigare. Ma fino a ieri sera questa attività non ha restituito alcuna informazione utile. In contemporanea nel Bellunese la Prefettura ha attivato il piano di ricerca persone. Assa del Piave, siamo nella zona industriale di Longarone, è qui che questa mattina l'elicottero dei Vigili del Fuoco ha sorvolato con volo orizzontale tutto il letto del Piave per dirigersi verso la pianura. Poco distante da noi il posto di comando avanzato dei Vigili del Fuoco. Anche noi siamo attivi con il nostro ufficio di polizia locale, con la stazione dei Carabinieri di Longarone, per cercare di guardare le immagini, se possono trovare appunto il passaggio di questa macchina. Finora però nulla. Al momento non abbiamo nessun riscontro purtroppo, e quindi l'ultima rilevazione è quella tra sabato e domenica, e dopodiché almeno per quanto riguarda il nostro territorio niente. Ricerche estese in Val Pusteria da ieri nei comuni di Sesto, San Candido, dove la targa è stata letta domenica mattina alle 9:37, e Dobbiaco, oltre alla Val Fiscalina verso le 3 cime di Lavaredo. Lì in passato Filippo Turetta aveva soggiornato nei pressi delle 3 cime di Lavaredo e lì sono stati passati al setaccio strade forestali e sentieri che portano in quota. E dopo Zero Branco le ricerche dei ragazzi si sono spostate anche a Maserata, attenzionati il Piave e anche le zone impervie vicino al fiume. Questa mattina la centrale operativa con i Vigili del Fuoco, Carabinieri e Polizia si è spostata addietro al comune di Maserata e da qui sono scattate le ricerche di Filippo e Giulia. L'auto del 22enne è passata in questo comune domenica sera. Nulla viene tralasciato, si continua a seguire il percorso del giovane chilometro per chilometro. In questa cartina le zone battute palmo a palmo. Per tutta la giornata operatori a piedi, a bordo di mezzi, hanno setacciato anche le aree più impervie. 23 persone divise in squadre, fra le quali una fluviale con i gommoni e unità cinofile. Stiamo battendo una zona che vede l'attraversamento della vettura nel comune di Maserata per poi spostarsi verso Cimadolmo. Abbiamo l'ausilio dei TAS, che è praticamente un'unità che ci permette di mappare e di verificare se ci sono tracce del passaggio dell'autovettura. Il Piave è il fiume attenzionato. Qui la mattina si sono concentrate maggiormente le ricerche. Questa è la strada percorsa da Filippo. Noi stiamo in pratica registrando attraverso le squadre che stanno facendo queste verifiche a terra su un dispositivo GPS per poi metterlo in cartografia per rendere ufficiale il passaggio e determinare se può esserci qualche elemento utile per il trovamento di qualcosa che può essere utile ai fini della ricerca. In quest'area verde gli agenti di polizia a piedi hanno perlustrato l'intera zona, passando più volte alla ricerca anche di un solo piccolo indizio. Il fiato sospeso di tutti gli operatori che senza tregua hanno perlustrato, controllato, sperando di poter dare un aiuto valido a far trovare i 2 ragazzi. I giorni passano e l'angoscia sale. Con il calare della luce si sono fermate le ricerche. Le zone che sono maggiormente controllate vanno però oltre i confini della provincia di Treviso.
E questa sera intorno alle 20:20 edizione straordinaria del nostro telegiornale per fare il punto sul caso di Giulia e Filippo con i giornalisti del gruppo Media Nord-Est. Gli aggiornamenti dell'ultima ora e gli approfondimenti vi aspettiamo quindi subito dopo il TG di Treviso. Noi ci fermiamo qualche istante di pubblicità, tra poco. Eccoci tornati, edizione di Venezia, i telegiornali di Antenna 3. Continuiamo con le notizie. Oltre 7.000 persone a Padova in corteo in mattinata per lo sciopero generale. La manifestazione regionale ha portato in città migliaia di lavoratori da tutto il Veneto, presente anche il veneziano, in più di 5.000 infatti i presenti. C'è grande attesa poi domani a Marcon per la triangolare di calcio a scopo benefico, un gol per la vista a favore della Fondazione Banca degli Occhi tra la Nazionale Giornalisti e dei sindaci con l'ex azzurro Damiano Tommasi e il sindaco di Treviso Mario Conte. Per questa edizione è tutto, vi aspettiamo con l'edizione straordinaria dopo il TG di Treviso. Ora al meteo, una buona serata, grazie e arrivederci. Per la tua casa vuoi sicurezza e comfort? Nel nostro showroom trovi serramenti efficienti e consulenza specializzata. Ti aspettiamo in via 13 Martiri 106 a San Donà di Piave. Bentrovati al meteo. L'anticiclone delle Azzorre e quello africano si fanno largo sull'Europa occidentale, interessando anche l'Italia. Bel tempo dunque sul nostro territorio. Vediamo insieme il dettaglio. Sul Veneto la grafica di sabato 18 novembre evidenzia un ampio soleggiamento, non sono attese precipitazioni, il cielo sarà limpido e sgombro da nubi. Temperature sostanzialmente stazionarie ma con tendenza a diminuire, minime tra 1 e 6 gradi, massime invece comprese tra 12 e 15 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche qui tanto sole ovunque, il cielo sarà sereno o al massimo velato, specie in corrispondenza dei rilievi. Temperature minime tra 2 e 8 gradi, massime sui 12-15 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Sarà soleggiato, solo con qualche nube innocua qua e là. Temperature minime intorno a 0-1 grado, massime sui 10-12 all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. Per la tua casa vuoi sicurezza e comfort? Nel nostro showroom trovi serramenti efficienti e consulenza specializzata. Ti aspettiamo in via 13 Martiri 106 a San Donà di Piave.